Te lo leggo. Allora, chiede la parola, do la parola anche a loro, il sindacato SPCGL, per cui adesso, prego. Allora, non so se è Dopo acceso. la parola all'assessore che ribadisce, ma anche Ok. lui, per cui rivolgetevi a loro. Allora, si parla molto di risorse e non si tiene conto che però da anni il Fondo Sanitario Nazionale è sottodimensionato rispetto ai bisogni. Non si tiene conto che nel 2011 sono state messe delle bombe a orologeria in alcune finanziarie. Eravamo nel periodo di governo Berlusconi-Lega, sono state fatte 4 interventi economici, in 2 interventi economici di quel tipo, ad agosto, mi ricordo, è stato approvato che nel 2013-14, quindi dopo, non subito, ci sarebbero stati tagli nella sanità per oltre 8 miliardi di euro. Quindi alcune risorse che oggi tagliano sono state decise 2 o 3 anni fa. Dice in Veneto o in generale? In generale, a livello nazionale. Fu imposto il super ticket, i 10 euro famosi, ma fu anche scritto in quella legge che nel 2014 l'importo dei ticket sarebbe aumentato di ulteriore 2 miliardi, tant'è che i governi che si sono succeduti ultimamente hanno dovuto trovare quelle risorse che erano state impegnate, quei 2 miliardi. Quindi ci troviamo in questa situazione. Con la cosa che ha detto poi Elena all'inizio, che il rapporto PIL-sanità nel nostro Paese è al di sotto della media europea. Questo è Nel Veneto, piano sociosanitario bellissimo, condivisibile credo da tutti, No. un progetto ambizioso, molto ambizioso, lo slogan meno ospedale più territorio. Il problema è che non regge rispetto invece alle risorse, perché per fare questa operazione bisogna investire nel territorio, non bisogna solo tagliare posti letto. E dove andarle a prendere? Qualcuno l'ha già detto, meno USL, benissimo. Io ricordo che c'è un tema grandioso che si chiama Project. Ci sono 2 ospedali in questo territorio, dove la Regione Veneto finanzia, perché dopo i soldi arrivano dalla Regione, dove è stato fatto un errore economico e politico ad approvarli, quello di Sant'Orso e quello dell'Angelo, dove ogni anno si tirano fuori soldi della sanità per pagare i project. Spero che non se ne facciano più di project nel futuro. Attenzione, sta tirando fuori un sacco di cose, però. Finisco subito, sì, Elena. Diventa un... Voglio dire che c'è un'altra cosa, altre 2 cose importanti, secondo me, per intervenire tema delle liste d'attesa. Io penso che sia necessario un controllo severo della libera professione dei medici, sia dei medici di medicina generale, che non vogliono fare le medicine di gruppo integrate perché fanno la doppia professione nel pomeriggio, lo sa Assessore, ma anche dei medici ospedalieri, perché secondo me una delle cause per cui abbiamo le liste d'attesa lunghe è che sono allungate, tra virgolette, apposta. Ma no, non si può fare. Io penso che bisogna intervenire severamente su questa cosa qua. Ultimissima cosa, bisogna dare risorse alle strutture territoriali intermedie. Bene. Ci sono tante cose, voi appuntate, dopo vi faccio intervenire, do la parola prima a Lunghi, giustamente poi all'assessore che possono ribadire di quanto ha detto il segretario. Voi prendete giù nota, dopo do la parola, tranquillo. Intanto vorrei riportare un po' il pallino al centro del problema. Allora, noi qui nel Veneto è stato fatto un piano sociosanitario che è tra i migliori che poteva essere fatto sul territorio nazionale. Parlo come sindaco e parlo anche come medico, perché sono primario ospedaliero, sono stato primario ospedaliero, so bene com'è la situazione sanitaria nel Veneto, ho lavorato 40 anni nella sanità. Questo piano sociosanitario è entrato in funzione da 1 anno. Adesso c'è una fuga in avanti
da parte di moltissimi politici di rimodificare tutto, rimodificare di fatto il piano sociosanitario, perché si inizia a parlare di modificare le ULSS, di modificare gli assetti, modificare il piano delle ULSS. Forse chi non è nella sanità non si rende conto di cosa parla. Perché se noi prendiamo, io ho vissuto anche la fusione di due ULSS, che era l'ULSS 23 con l'ULSS 22, e la spaccatura di un'altra ULSS, ed è stata creata l'ULSS 17. Bene, modificare un ULSS significa modificare... Scusi, parete, 17 è l'ULSS di... Allora, l'ULSS 17 attuale è quella di Este Monselice, l'ULSS 23 vecchia era quella di Monselice e Piove di Sacco, l'ULSS vecchia precedente era quella di Este Montagnana. Nel momento in cui quella volta è stata spaccata le ULSS e fatta un'ULSS nuova, ha comportato un riassetto per almeno un paio di anni di tutte le carte, di tutti i programmi. Forse chi parla di questo non sa come funziona un ospedale, come funziona una ULSS. Sulla carta possono dire quello che vogliono. La realtà è che devono calarsi nella realtà prima di parlare di sta roba. Quindi ci sarebbero dei costi, da una parte si risparmia e dall'altra parte dei costi. Bisogna riassettare tutti i programmi, bisogna riassettare facciamo un ULSS provinciale, bene, uno che va nell'ospedale di Monselice, non è che c'è il computer che è di Padova, dialoga con quello di Monselice, che dialoga con quello di Cittadella, non funziona così. Quindi nell'immediato dei costi, in prospettiva. Con questa logica avremo ancora le ULSS di 10 anni fa. Di 20 anni fa, mi fa finire l'intervento. Sì, chiedo scusa. Allora, il piano sociosanitario è entrato in funzione da un anno e non è stato applicato, è stato applicato credo al 30%, al 40%, non è neanche in funzione. E già si parla di nuovo di modificare il piano sociosanitario. Nel piano sociosanitario attuale si prevede un ospedale di rete ogni 250.000 abitanti circa. L'ospedale di rete, se è seriamente applicato, determina una riduzione enorme di costi, perché vengono eliminati gli ospedali piccoli, dove ci sono due ospedali. Scusi, primario, non si fa? Faccio un esempio. È un esempio di ospedali di rete, perché c'è... Allora, l'ospedale nel piano sociosanitario è previsto una cosa che aveva immaginato addirittura Veronesi 15 anni fa, quando era Ministro della Sanità, dove c'era un ospedale tipo di circa 450-500 posti letto per 250.000 abitanti, che si considerava un ospedale di rete. Questi vari ospedali avevano tutte le specialità, meno alcune specialità fondamentali e alcune specialistiche, alte specialistiche, che facevano riferimento a un ospedale hub centrale, che in questo caso era quello di Padova o quello di Verona o quello di Treviso e via discorrendo. Questi ospedali di rete per 250.000 abitanti significano in pratica, di come siamo nel nostro territorio, eliminare un sacco di ospedali. Allora, nella nostra ULSS, parlo dell'ULSS 17, avevamo 4 ospedali: Montagnana, Monselice, Este e Conselve. È stato inaugurato un ospedale di rete 5 mesi fa, 4-5 mesi fa. L'ospedale di Montagnana ci sarà solo la lungodegenza, l'ospedale di Conselve ci sarà la lungodegenza e l'ospedale di Este è chiuso. Questo comporta alla fine, quando sarà in funzione completamente, una riduzione di costi. Quindi alcune funzioni restano, alcune funzioni... Questo è col piano vecchio, dottore? No, guardi. no, questo è l'ultimo piano sociosanitario. L'ospedale nuovo, col piano nuovo non c'entra niente, mi perdoni. Mi ha detto lei di stare sulla realtà, ma nel piano nuovo di riduzione ospedali non ce n'è uno, perché è scritto l'ospedale di rete teorico, ma sono poi stati approvati tutti gli ospedali cosiddetti a due gambe, per cui non se ne chiude proprio uno. Allora, perdoni, se vogliamo stare sulla realtà, non è vero, se vogliamo stare sulla realtà, non è vero, se stiamo sulla realtà, a Verona abbiamo chiuso Isola della Scala, abbiamo chiuso col piano Pomolone, vecchio? No, col piano vecchio, col piano nuovo. Hai studiato poco, col piano nuovo. Comunque c'era il si chiude nulla, si riconvertisce c'era tutto. però il vicepresidente che voleva Comunque finire. l'ospedale per acuti ne consegue che tutto. è previsto proprio dal piano la riconversione. C'è una forte continuità. Non c'è forte continuità, tu vai a vedere. Siccome non dobbiamo fare per acuti. Siccome non dobbiamo fare politica, giusto? C'è la par condicio, riportiamoci, facciamo finire. Allora io dico che
invece di fare fughe in avanti in nuovi piani sociosanitari, quello che è da applicare è quello già approvato. Quello che eventualmente si potrà modificare senza però stravolgere l'assetto è quello di andare in questa ottica, cioè la nuova amministrazione regionale che chiuda anche altri ospedali per fare ospedali di rete. Per recuperare risorse, diciamo. Per recuperare risorse. Poi un'altra cosa importante che è prevista in questo piano sociosanitario, ma che non è partita, sono gli ambulatori. Questa è un'altra questione. Ma è fondamentale perché tutto il sistema sta su se funzionano gli ambulatori di rete, perché l'ambulatorio di rete, sarebbero le medicine di gruppo integrate. Di medicina di gruppo, il bello della medicina di gruppo dovrebbe essere da lunedì a sabato dalle 8 di mattina alle 8 di sera, non pretendo l'H24, non pretendo la notte, ma dalle 8 di mattina alle 8 di sera, in maniera che il cittadino ha sempre il suo medico o un medico di base di riferimento che sono integrati sì con i computer che poi possono essere tutti assieme. E questo comporta che migliora la situazione ospedaliera. Perché migliora la situazione ospedaliera? Perché scompariranno i codici bianchi dai pronti soccorsi, cioè bisogna calarsi nella realtà per parlare di sanità. Perché i pronti soccorsi funzionano male? Perché su 1000 pazienti che arrivano, 850 sono codici bianchi che non dovrebbero andare in pronto soccorso. E questi intasano i pronti soccorsi, poi alla fine si trova sul giornale, ho aspettato 8 ore. Sì, perché non doveva andare in pronto soccorso, doveva andare dal medico di base, ma non c'è la risposta del medico di base perché non c'è sul territorio l'H12 almeno della medicina di gruppo. Allora, questa è una premessa, poi ce ne sono tante altre, ma mi fermo qui. Io qua il Consiglio regionale 16 aprile 2015, lo schema di contratto tipo con i medici di medicina generale è stato approvato dalla Commissione Sanità del Consiglio regionale del Veneto, già concordato con le sigle sindacali di categoria. Corretto? Ci siamo, quindi dovremmo adesso essere alla fase attuativa. No. Manca l'altro passaggio. Esatto, che cosa? Proprio per spiegare, cos'è che manca? Innanzitutto manca che adesso deve passare in giunta e poi la giunta deve approvare e poi mancano ovviamente i fondi, bisogna partire con siamo in un ritardo gravissimo anche su questo tema che è importantissimo, che è una parte fondamentale del piano sociosanitario. Però non so se posso parlare o devo andare in pubblicità. Bravo, allora pubblicità. Esatto, dopo do la parola a Pipitone, pubblicità e poi le do la parola così hai più tempo di parlare, se no mi tocca interromperla. Un attimo solo pubblicità. Perfetto.